Buonasera. Di noi, per comprare tutto con quello che c'è in tasca, per fermare il tempo quando vuoi tu, per innamorarsi sempre di più. Ed eccoci qui, un'altra settimana insieme. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti a me, saluti a Juanita che sarà qui tra un po'. E sarà una puntata molto ricca di cose belle, di canzoni stupende, di momenti emozionanti, ma amici a casa. Oggi, ma proprio oggi, non ieri, non domani. Oggi è il compleanno dell'altra mia metà. Voi dite così, pensate anche strano. No, della metà di Casa Piretti, quella importante che non vedete mai. È il compleanno del mio manager Giuliano Falco, che fa 5.0. È a metà. Quindi Giuliano, tanti auguri da parte mia, da parte di tutto lo staff di Rete 7 di Casa Piretti. E tra un po' vedrai anche tanti messaggi dei miei amici a casa che al 348 80 40 254 ti faranno gli auguri, perché se fate gli auguri a lui è come se faceste a me gli auguri, perché senza di lui io non sarei qui.
Si conoscevano già i nostri genitori, si conoscevano i nostri nonni e io con lui non ero tanto amico fino a 6 anni fa. Poi un amico di un amico, perché si dice così di solito, mi dà un numero di telefono e fa: guarda che sto ragazzo è bravo a fare i video. Io lo contatto e da lì nasce questa grande amicizia. Lui crea il video 2020 che avete già visto tante volte, questa cosa ve l'ho già anche raccontata, però mi piace ricordarla. Lui crea questo video e da lì diventa parte della mia vita, parte fondamentale. E un giorno penso, quando non ci sarà più Casa Peiretti, no? Perché prima o poi anche Casa Peiretti finirà, io spero di no, però prima o poi finirà. Beh, credo che una cosa rimarrà per sempre: la nostra amicizia, perché come dice qualcuno che lo diceva molto bene e ne ha fatto una vera e propria identità, si può essere amici per sempre. Auguri Giulia! Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano, ci separano e ci oppongono. Ecco! Si può essere amici per sempre, anche quando le feste finiscono e si rompono gli incantesimi. Si può anche venire alle mani, poi dividersi gli ultimi spiccioli, non parlarsi più, non scordarsi mai. Gli amici ci riaprono gli occhi, ci capiscono meglio di noi e ti mettono davanti agli
Non riuscivo a vedere tanto le foto perché altrimenti mi commuovevo e già ho la voce un po' così tagliata dell'emozione e il brano era bello alto. Sono le 20:13. A proposito di canzoni che emozionano, io un po' di tempo fa è uscito il mio album. Tra le tante canzoni ce n'è una che è stata di sicuro la più apprezzata e la voglio dedicare a Titti e Giovanni, che sono due persone stupende che ci guardano ormai da tantissimo tempo. E Titti mi ha detto che questo brano è diventata la colonna sonora della loro vita. Ecco, tu quando scrivi delle frasi, quando scrivi della musica e poi entrano a far parte così della vita di qualcun altro, beh, non è più una tua canzone, ma la canzone diventa di tutti. E questo brano non lo canterò da solo, ma lo canto insieme ad Alessia Chelucci, che tra un po' sarà qui, ma prima è arrivato il momento di giocare insieme. Giochiamo insieme per vincere lo zainetto. E allora, regia, fai vedere gli indizi nuovi che sono questi qua alla mia sinistra. Grande Viola Bosco Gelato Salotto. Chissà cosa avrà nascosto e ricoprirete all'interno dello zaino. È semplice, amici, cercate di collegare queste 5 parole che sono Grande Viola Bosco Gelato Salotto, telefonare nel secondo tempo al 378 4080 506 e provare a indovinare cosa c'è dentro lo zaino. Se indovinate vi vincete e vi portate a casa lo zainetto ufficiale di Rete 7 che potete regalare al nipotino, potete andare in giro, potete andare al mercato, potete fare, cioè, è uno zainetto, quindi tutto ciò che potete fare con uno zainetto. E quindi sì, regia, va bene, ok, quando mi parlo mi alzo un po', quindi quando parlo vengo qui, sono più alto qui, no? Dai, scherzo. Torniamo seri perché vi ho raccontato di questo brano che è ormai entrato a far parte della vita di Titti e Giovanni. L'ho cambiato un pochettino perché lo volevo riarrangiare un attimo. Non lo canterò da solo perché Io e te va cantato con la protagonista, perché insieme a lei è nato il testo. Alessia Chelucci, buonasera Juanita! Buonasera Enrico. Ho detto bene, insieme a te è nato questo testo. Sì, hai detto benissimo, sì, assolutamente. Eravamo sul divano, invece di guardare la tele, invece di fare altro, noi ci siamo messi a scrivere una canzone. Ci è riuscita pure bene. E adesso ve la facciamo sentire, dedicatissima. Io e te. In una nuova versione. Io sono il filo, tu l'equilibrista, Tu sei la tela, io sono l'artista. tu sei il giornale e io la notizia. Tu sei la pioggia, io il temporale. Io sono la nota, tu sei il vocale. Tu sei il mare, io il maestrale. Io sono Dio, tu la bestemmia. Io sono l'uva, tu la vendemmia. Aspetta. Che succede? Ho sbagliato io. Ho fatto un pasticcio col karaoke, ti chiedo scusa regia. Siamo dal vivo, hai cantato tutta la parte con le scritte in faccia. Vabbè, e quindi non importa, no, visto che ci dai. tengo che questo pezzo venga bene perché è una dedica, lo rifacciamo. Va bene, per ragazzi. Titti e Giovanni. Oh raga, abbiate pazienza, ho pensato 2000 cose, me lo so volato il karaoke in faccia Juanita. Sai che ero concentrata e non me ne sono neanche No, accorta. la regia mi ha scritto qua il cara, è il cara. Il nostro Il karma. karma. Rifacciamo, dai. Questo è il bello della diretta. Mea grandissima colpa. Io sono il filo, tu l'equilibrista. Tu sei la zela,
sei la pioggia, io il temporale, io sono la nota, tu sei il vocale. tu sei il mare, io il maestrale. Io sono Dio, tu la bestemmia. Io sono l'uva, tu la vendemmia. Noi siamo noi, io e te, io e te, io e te, non solo un noi, io e te, Io e te. io sono la sveglia, tu sei il mattino, Tu sei il caffè, io il cucchiaino. io sono il sonno e tu sei il cuscino. Io sono l'istinto, tu la ragione. Io sono il biglietto, tu l'attrazione. Se tu sei realtà, io sono finzione. Tu sei la corsa, io sono l'arrivo. Se tu sei lontana, ti resto vicino. Noi siamo Io e te, io e te, io e te, non solo un noi. Io e te, io e te. io sono il vento, tu sei la vela. Io sono il sole, tu la primavera. Io sono la torre e tu la scacchiera. Io sono lo specchio, tu il mio riflesso. Io sono il mondo, tu l'universo. Tu sei il cielo, io sono l'abisso. Tu sei la corsa, io sono l'arrivo. Se tu sei lontana, ti resto vicino. Noi siamo noi, io e te. Io e te. Io e te. Beh dai, così è più bello. Sì, così è decisamente un ritmo che uno non riesce a stare fermo. Ma no, non è che uno riesce a star fermo, no, mi dispiaceva prima delle scritte, no? Poi No, sia la vabbè, prima versione che la figurati. seconda le avrò sempre nel cuore. Questa è una versione un po' più dance, un po' più movimentata. Juanita, vai a leggere un po' gli indizi sopra di te, vai, Vado a leggere vediamo gli un po'. indizi che questa sera sono La quelli nostra che regia. faranno forse vincere lo zaino. Grande, viola, bosco, gelato, salotto. Cosa può essere grande, viola, bosco, gelato e salotto? Non lo so. Anche perché è riesco mai a tassativamente capire. vietato Non lo so. dagli ospiti, dalla regia, sapere cosa c'è all'interno dello zaino per vincere lo zaino. Aspetto le vostre telefonate durante il secondo tempo, sì e no, tra una decina di minuti. Adesso andiamo a cantare un brano bellissimo, andiamo sul repertorio di Anna Oxa con A Lei. A lei che sa capirti come sei. A lei che non tradisce, a lei che dice sì quando vuoi. A lei che spazza via la tua malinconia per me. Facendoti l'amore, togliendoti il bicchiere, lo so.
Alessia Cherucci, a lei Diana Oxa. Bel brano, è un brano che abbiamo già fatto un po' di volte, sì, però ma ha sempre un bel ritmo in sé. Andiamo? al suo Dica. perché? Andiamo a leggere ancora una volta gli indizi. Dai con gli indizi. Vai mamma regia. mia. Sono qua sopra. Grande. Guarda. Alza la cabeza. Viola. Grande Viola Bosco, Gelato Salotto. Provateci subito dopo la pubblicità. Bentornati in questa seconda parte, sono le 20:29 dove in questa seconda parte protagonista sarà lo zaino, saranno le telefonate, i vostri messaggi, ma prima cantiamo ancora una canzone, poi apriamo tutto. Va bene, nel mentre io ne approfitto a fare anch'io gli auguri di buon compleanno a Giuliano e nel mentre approfitto li faccio anche alla mia mamma che li ha fatti sabato. Bene. E presto Auguri. li farà anche zia Marta. Oh già, presto. già. C'è qua mercoledì zia Marta, mercoledì, sì? mercoledì c'è zia Marta, ma te l'hai fatto prima, sì. Va bene. Era Honolulu, però mi fa non ti preoccupare, arrivo. Faccio Però bene, lo sai sai. cosa vuole, cosa ci tiene. No, non mi ricordo. Alla non sua sigla. Va bene. I collage. Mi colpì dolce con la sua magia, rischiarando in me le ombre del cuore. Mi colpì forte la malinconia che gridava in lei più dell'amore. SOS, chi sei? Portami via da lei. SOS, con te ci proverei. SOS, che fai? Ti do un passaggio, dai. Sei sola come me, dovunque vai. Io con te non ho paura, anche se sei un po' selvaggia. Sembro un uomo anch'io, se stringo il mondo. SOS, che sia pioggia o sole sia. SOS, ma tu non andar via. SOS, se vuoi parlami tu, se vuoi la voce tua per me è compagnia. Ecco un autogrill, scendiamo sotto braccio, dai, per mano, figgi insieme a me che già ci amiamo. SOS, vorrei, questa sera o mai. SOS, io sì, un posto avrei. SOS, ma tu vorresti farlo tu. Mi piacerebbe, ma ti brucerei. SOS, sei mia, pioggia o sole sia. Sei come un chiodo che scaccia lei. Sei come un chiodo che schiaccia lei. Che poi Vabbè, dica. mi sembrava dicesse scaccia, ma E forse invece no. schiaccia, perché è giusto, il chiodo schiaccia chiodo. Sì. Vabbè. Sì. Allora regia, abbiamo ripristinato l'audio, tutto a posto, possiamo andare avanti? Va bene. Andiamo a vedere gli indizi e apriamo le telefonate, gli indizi Sì. per vincere lo zainetto.
Lo zainetto che prendo in questo momento, no, non te Vuoi lo fa. che faccio? No. Abbiamo escogitato questo metodo. Mamma mia, se siamo avanti. Questo metodo infallibile. Gli indizi sono grande, viola, bosco, gelato, salotto. Abbiamo la prima telefonata di questa sera, di questa settimana. Pronto? Chi sei e da dove ci chiami? Ciao Enrico, Luca da Ceva. Ciao Luca da Ceva. Allora, Luca, amico mio, grande, viola, bosco, gelato, salotto, cosa nascosto all'interno? Vai. Ma avevamo pensato del tè. Del tè. Spiegami come sei arrivato a te. Spiegami. Vabbè, salotto da tè, Sì. il tè ai frutti di bosco, il tè viola, sei grande solamente te, e poi il gelato non lo so. Luca, sei veramente grande, nel senso che, come dice il primo indizio, sei stato pazzesco. Non è l'oggetto nascosto allo zaino, però ci stavano bene tutti e 5 gli indizi, complimenti, ma non è l'oggetto nascosto. Grazie lo stesso, Luca! Ci riproveremo. Grazie, ciao Buona Luca. serata. Buona serata anche al nostro amico Luca da Ceva. Adesso vediamo se arriva subito un'altra telefonata. Provate a giocare insieme a noi. Grande, viola, bosco, gelato, salotto sono gli indizi per l'oggetto misterioso. Pronto? Chi sei e da dove chiami? Ciao Enrico, sono Luigi da Pinerolo. Luigi, ciao Luigi. Allora, Luigi, Ciao. sei affezionato Speriamo a questo che stasera- gioco? Io sarei proprio sì. felice di... Lo sai perché Enrico, noi proviamo sempre tutte le sere per nostra figlia Giulia, che è una tua grande fan. Ci seguiamo sempre. Grazie. Un abbraccio e un bacio a Giulia. Ciao Giulia. Allora, coso nascosto all'interno dello zaino? Allora, Provaci. secondo me una tenda. Una tenda. Una tenda. Perché? Perché la tenda da salotto, una tenda può essere viola, una tenda per il ghiaccio o una grande tenda. Una grande sì, la tenda per andare nel bosco, ma Sì. congelato? Congelata e quando fa freddo con gli escursionisti metti la tenda. Ci sta e non ci sta. Abbiamo Non è- provato Enrico. Io ti Guarda. ringrazio, un abbraccio, Dai, un abbraccio alla anche mia noi. piccola fans, grazie di cuore. Grazie, ci seguiamo sempre. Saluto Alessia a tutti quanti, Ciao, vi vediamo grazie. sempre. Grazie Enrico, ciao. Questo Ciao, è ciao, ciao, ciao. importantissimo, questa frase, vi guardiamo sempre, che soddisfazione che mi date amici a casa, queste sono soddisfazioni enormi. Vediamo un po', altra telefonata, il grande, viola, bosco, gelato, salotto, gli indizi sono questi, mi raccomando amici a casa, focalizzateli bene perché io stasera lo voglio regalare lo zainetto, dai. Enrico, ci sono telefonate, arrivano, non arrivano? Allora, vediamo, 5, 4, 3, 2, 1, lasciamo gli indizi ancora per un attimo e nel frattempo andiamo a leggere un po' di messaggi arrivati fin qui. Sei pronto Enrico con messaggi? Tu sei nato pronto, quindi va bene, proviamo, vediamo un po'. Sì, buon inizio di settimana, mi faresti, se telefonando di NEC, Silvia da Mottalciata, molto volentieri te la metto in programma in queste sere. Grazie mille amica mia, sempre bella musica in casa Peretti, lo dice Dani e noi ringraziamo Dani. Grazie Dani, ciao. Grazie Dani. Grazie a Chicco, Laila, Alessia per essere stati con noi al Pasel con la musica degli Adastra e festeggiare i 75 anni di Laila. Grazie ragazzi. Grazie a voi, ancora auguri alla mamma. Auguri Ciao. alla mamma di Juanita, Bruna e Alba. Ciao Casa Peretti, oggi pomeriggio Chicco, Laila, Bruna e Alba hanno partecipato con canti, balli e intrattenimenti alla festa di compleanno del mese di ottobre per gli ospiti della casa di riposo. Bene. IP.A.B di Bagnolo Piemonte. È stato un pomeriggio gioioso per tutti. Ma e io bravi. sono veramente contenta. Bravi Bravissimi. ragazzi, allora provate a vincere lo zainetto che magari aggiungiamo un po' di gioiosità in questo pomeriggio già gioioso. Auguroni Giuliano, lo dice Silvia da Mottalciata. Auguri Giuli, tanti ancora anche da parte di Silvia. Ciao Alessia, ciao Enrico, mi farebbe piacere ascoltare Buongiorno bambine di Ramazzotti o quella che più preferite, grazie di Milena. Un brano comunque di Ramazzotti in settimana arriverà già probabilmente domani perché avevo pronto Non ti prometto niente e quindi lo farò domani. Ciao Milena. Aspetta che mi sono volato un messaggio, regia, è stato troppo veloce Enrico in regia oppure no? Non lo so. Che bella canzone, complimenti. Marco da Intra, grazie Marco, grazie.
Ciao Enrico, bentornato anche questa settimana per tenerci in compagnia e in allegria dal tuo amico Andrea di Borgo Manero. Eccolo qui. Ciao Andrea. Il mio migliore amico Andrea di Borgo Manero. Non l'ha messo, ma lo sappiamo. Ciao Andrea, grazie. Ha scritto Ormai solo lo più sappiamo, amico, magari ne ha fatto un altro migliore amico. Può darsi. Buonasera Enrico, buonasera Alessia, buon inizio settimana, bentornati in onda. Un abbraccio dal Lago Maggiore, lo dice Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. Viva il Lago Maggiore Sì, bellissimo, sempre. meraviglioso. Ancora un paio di messaggi regia e poi ci fermiamo, Ciao Michon. Questo bel miccione chi è? E chi è questo bel miccione? Bello. E poi mandata 19 minuti fa, lo leggo nell'angolino. Buona settimana, salute a tutti. Lilli e Stellina, è il miccione Stellina. È Stellina di Lilli. È Stellina, il miccione e Stellina. Ciao Lilli. Allora, continueremo con tutti i vostri messaggi nell'arco del terzo tempo. Adesso però vediamo un po'. Apro ancora una volta le telefonate. Vediamo, prima dai, se della arrivano. pubblicità. Ricordiamo il numero di telefono per telefonare qui in diretta. Vai Enrico in regia, sopra di noi. Il numero di telefono è il 378 4080 506 per indovinare cosa ho nascosto all'interno dello zaino e portarvi a casa lo zaino ufficiale di Rete 7. Gli indizi sono grande, viola, bosco, gelato, salotto. Questa sera li ho messi in difficoltà È perché non difficile. stanno telefonando. No. Ma voi provate lo stesso, mettete un nome a caso e un minimo. magari beccano proprio l'oggetto. Io glielo Va bene. auguro. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Voi nel frattempo fate uno screenshot degli indizi del numero di del telefono e pensateci. Pubblicità. Eccoci qua, tornati. Scusami, non è che voglio guardare, per carità, però tu sai chi hai sulla maglia? Cioè fai vedere bene la maglia. Allora, tu sai chi è quel personaggio sì, lì? lo so. Chi è? Benjamin. È Benjamin Il nostro Franklin. amico Benjamin Franklin. E sai che tra le tante frasi che Benjamin ha inventato c'è quella dove dice il tempo è denaro. Bene, io proprio questa frase non la sopporto, la odio, la Perché? trovo ridicola. La trovo ridicola perché secondo me il tempo è un attimo. E come dice Ruggeri, non me ne voglia Benjamin, l'amore è un attimo. Quindi se il tempo è un attimo, l'amore è un attimo, ok? Sì, vediamo. Il tempo è amore. L'amore è un attimo, Enrico Ruggeri.
messaggi. Un'altra poesia di Ruggeri. E cambiano le facce però, gli stati d'animo no. L'amore è un attimo da vivere davvero, muore d'abitudine quell'attimo sincero, e chi l'amore prevede già lontano da me, che sto scappando da qui. E quando il freddo mi stringe nel silenzio che c'è, con gli occhi stanchi li punto verso il cielo, e cambiano le facce però, gli stati d'animo no. E cambiano le frasi però, nel mio silenzio ci sto. E cambiano le facce però, gli stati d'animo no. Grazie Juanita, anche perché ho chiesto ad Alessia di imparare questo brano sabato. Faccio, guarda, per me è veramente troppo basso e lui ha una voce pazzesca sul basso. Cambiano le facce però posso cantare così, perché sennò faccio questa puntata e le altre 3 non più. E quindi ho detto, senti, io la faccio normale e tu fammi l'ottava alta. Brava, facciamo un applauso. Ogni tanto ti dico anche brava. È molto rara la cosa. Adesso. E adesso andiamo a finire i messaggi di questa sera. Vai regia, vai regia. No, aspetta regia, aspetta, ferma, c'è una telefonata. Ringraziamo Blocca Edo. tutto. C'è una telefonata. Prendo lo zainetto. Vediamo un po'. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, mi chiamo Anna Chiara, arrivo da Pinerolo. Ciao. Anna Chiara. Oh, quanti da Pinerolo questa sera. Sì. 378 40 80 506. Hai fatto bene a chiamarci. E gli indizi sono grande, viola, bosco, gelato, salotto. Cosa ho nascosto qui dentro? Provaci, Anna Chiara. Allora, secondo me è una tavoletta di cioccolato. Una tavoletta di cioccolato. Spiegaci il perché. Allora, perché la puoi mangiare nel salotto, è una tavoletta di cioccolato e poi sono fatti a quadrotti. Sì, e poi? E poi viola perché è un miscuglio di cioccolato al fondente. Ok, vediamo un po'. Salotto l'hai detto, grande perché può essere grande. Allora, innanzitutto, quanti anni hai, Anna Chiara? 15. Che meraviglia. Allora, venerdì ha vinto un ragazzo di 12 e sarei stato veramente contento di dire ad Anna Chiara che avevo nascosto del cioccolato. Ma non è del cioccolato. Peccato. Mi dispiace tanto, Anna Chiara. Riprova domani, studiala meglio e riprova domani, ok? Fammi questa promessa. Vorrei salutare la mia famiglia. Va Certo. bene, allora salutiamo tutta la famiglia di Anna Chiara. Ciao! Come si chiama la tua Ciao. famiglia? Come si chiama? Mio padre si chiama Luigi, mia madre Elisabetta, mio fratello Diego e mia sorella Giulia. E c'è anche mio zio Salvatore. E salutiamo tutti. Tutta la famiglia. Grazie Anna Chiara. Grazie, ciao. Ciao, riprovaci. Riprova ciao. domani, grazie Grazie, mille, piccolina, grazie. Non è. Tu Non è. nel frattempo No, hai ma sbirciato. il Hai problema è che- sbirciato. Sì, ho sbirciato, T'ho vista ma non ho sbirciare. visto niente perché tu ci metti roba sopra. E certo che ci metto e roba quindi non si sopra. riesce a capire. E per la gente come te che io devo nascondere l'oggetto. È per la Hai gente capito? come me che prima o poi riuscirà a vedere cosa c'è. Non si fa No, così. no. È per la gente come te che questo mondo va al contrario. Adesso, perché Che c'è scritto di non guardare e tu guardi. Come fare polemica? Te lo dico sempre che se il mondo somigliasse di più a te non saremmo in pericolo. Inizia una nuova settimana a Casa Beretic, lieta con le sue splendide canzoni e il fascino irresistibile della bravissima Alessia. Grazie per la vostra presenza, Edo. Grazie Edo, un abbraccio. Ciao Edo. Qui a Rivoli ormai scendono le tenebre, ma lo splendore di Enrico Alessia illumina le nostre serate. Baci da Fonsina e Germano. Ma che cari, grazie. Ciao Germano, ciao Fonsina, grazie. Ciao ragazzi. Che messaggio. Sì. Ciao Peiretti, un saluto da Enrico e Caterina di Rivarossa, i tuoi amici che salutano il Super Luca Gabbo di Volpiano. Ciao Super Luca, ciao Enrico, ciao Caterina, grazie. Solo i migliori, hai visto? Sulle maglie. Faccio tanti auguri di buon compleanno a Giuliano, Falco, ciao Alessia, ciao Enrico, ciao da Elena.
Ciao Elena. Grazie Elena. Una delle poche cose belle del lunedì a Casa Peretti. Grande Enrico. Ciao Alessia. Auguri al tuo manager che ovviamente è dell'anno migliore. Buon inizio settimana a Robby75. Metti sul 13 Robby. Grazie. Ciao Robby. Buon inizio settimana amici. Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao Giovanni ragazzi. e Silvia presenti. Grazie. Ciao Enrico, Alessia, sono Giulia. Mi saluti mio zio Tore. Ciao zio Amore, Tore. ciao. E ciao bellissima Giulia. Patatina, va, che bella che è. Tanti auguri di buon compleanno Giuliano Falco. Buona musica e viva Casa Peiretti da Fabio di Bricherasio. Wow. Ciao. Falco, come fa il falco? Sì, Più o meno. sembra più la mia porta lì fuori che cicola. vabbè. Auguri al tuo manager che ti segue con tanta dedizione, quello è vero. Sicuramente il secondo miglior manager in Piemonte. Adesso non mi chiedete chi sia il primo, mi imbarazzerei, scherzo. Ciao Alessia, Livio Cep, Laura di Alessia. È così luminosa che neanche le scritte la dissolvono. Vabbè, però l'ho tolto. Ciao Livio, grazie. Livio, grazie di cuore. Livio è veramente un gran personaggio. Ciao dalla Indie e da Cecilia, Diana e Vanessa. Monte da Po. Ciao Monte da Po. Amore bello. Io la poi Indy. si vede un gatto. Ciao amici Casa Peretti, ciao Alessia e Enrico, al mio migliore amico. Al mio migliore Con Enrico. calma, sì. Ma è difficile capire. Al mio migliore Enrico e anche al mio fratellino, a cui auguro tanti auguri per il suo 50° compleanno. Giuliano, buonasera, da tutto staff di Casa Peretti. Enrico, ciao Collegno, ciao Enrico. Salutiamo tutti quelli di Collegno. E Ciao che- Enrico, ciao Alessia. Faccio tanti auguri a Giuliano che con me è stato veramente vicino in un momento difficile della mia vita. Auguri da Fabrizio di Quarona. Ciao Fabrizio, grazie. E che vista l'ora, non ci vedo più, ma non che non ci vedo più da fame, ho fame. Adesso Io e te, andiamo a bellissima versione, lo dice Luciano e noi ringraziamo Luciano. Ciao Luciano. Grazie Lucianino. Ciao Enrico, ciao Alessia, sono Renata. Vengo a salutarvi augurando un buon inizio settimana. Approfitto ad Alessia per fare una richiesta di Gerardina Trovate, Sì, piccoli già grandi. ma volentieri. E tanti complimenti per il completo, molto Grazie, elegante. No, grazie. sta parlando con me, molto No, sta elegante. parlando di No, me. sta parlando con me. No. Completo, ti manca la giacca. Io sono completa. Sto scherzando. Ciao Renata, ciao Piscina. Ciao Renatina, grazie. Tantissimi auguri a Giuliano per il suo compleanno da Mara e Gianni. Ciao Mara, ciao Gianni. ciao Mara. Ciao Enrico, sono Giulia. Volevo chiederti che squadra tifi, se possibile mi saluti. Sì, abbiamo già salutato zio Totò. Ciao zio Totò. Guarda, io fino che c'era Del Piero ero proprio uno di quelli che piangeva durante le partite della Juventus. La vivevo in un modo proprio angosciante dentro, prima e dopo piangevo. Il dopo Del Piero mi ha un po' allontanato dai colori bianco e neri, tant'è che mi piacciono tutte le squadre di Serie A, nel senso che io adoro il calcio, guardo tutte le partite, però considerarmi ancora Juventino non riesco. Il dopo Del Piero mi ha un po' allontanato, però spero in tempi migliori, soprattutto di questi. Ciao Enrico, Enrico, Alessia, grazie. Voi non potete immaginare cosa significa questa canzone per noi in questo momento. Siete più vicini a noi di quanto pensate e ci date forza. Vi abbracciamo tantissimo, Titti e Giovanni. E noi verremo anche volentieri a trovarvi, Titti. Un abbraccio enorme a tutti e due, grande grande. Complimenti, magica coppia. Un saluto da Romy e Roby e a tutti. Ciao, grazie ragazzi. Ciao. Auguri Giuliano, Luciano Guitar. Luciano che Eccolo. sarà qua venerdì Luciano e la sua chitarra rossa. Ciao Alessia, ciao Enrico. Buona settimana a tutti con la buona musica. Massimo da Venaria, grazie Massimo. Ciao sempre caro Massimo. puntualissimo il tuo messaggio, ci fa molto piacere come messaggi di tutti voi, tutti. Buon inizio settimana Casa Peretti, splendido brano del tuo album, ancora fantastici colleghi, mi ricorda l'infanzia. Stupenda Alessia, bravissimo Enrico. Tetino, grazie. Grazie ragazzi, grazie mille. Nel frattempo mi ha mandato un messaggio Giuliano dal vivo. Guarda Giuliano, abbiamo 2 minuti, telefona, altrimenti lo faccio io. Ringrazio a tutti da parte mia, quindi ringrazio da parte di Giuliano. Se vuoi sai qual è il numero. Ciao Enrico, ciao Alessia, la vostra canzone è straordinaria. Complimenti come sempre Luciano di Brandizzo. Ciao Luciano, ciao, grazie. Caro Luciano, un abbraccio. Auguri ad Anna di Busca che ieri ha fatto gli anni. Un bacione da Daniela Luca da Ceva. Auguri. Grande, auguri Anna. Auguri anche ad Anna di Busca. Ciao Enrico, ciao Alessia, auguri a Giuliano da Simone di Borgo Sesia. Vediamo se ce la facciamo. Gli ho scritto Giuliano chiama. Se chiama bene, se non chiama il tempo sta per finire. Ciao, un bacio da Giampiero Caselle. Ciao Giampiero. Ciao Giampiero. Grazie Giampiero.
Abbiamo 2 minuti, quindi vabbè, ok. Sì, eccolo qua. Eccolo. Aspetta che abbasso la base e facciamo gli auguri come si deve. Signore e signori, al telefono Giuliano Falco, il mio manager, il mio amico, è il 50% di ciò che vedete. E tanti auguri, Giuli! Grazie, eccoci, sempre le sorprese mi fai, eh? Visto? Grazie, qua. grazie di tutto. Sì. Un grazie a te, ho apprezzato tantissimo, un grazie anche a tutti gli spettatori per i tanti messaggi, mi fanno davvero piacere e alleggeriscono un po' la cabassa sulla schiena, no? Che comincia a pesare. Ma no, cosa vuoi che sia? Sono solo i primi 50, ne hai altrettanti davanti, no? Penso a quelli dopo, già pesano questi, come teniamo duro, dai. Un abbraccio a te, ai tuoi piccoli e alla tua grande donna che vive insieme a te. Grazie a Tu ti tutti, sei un abbraccione. Ciao, buon proseguimento. Ciao. grazie. Ciao Ancora Giuliano, auguri. grazie, Ciao. auguri, ciao. Che è molto alta, Cristina? Sì. E vediamo un po' se abbiamo ancora messaggi. Regia, ci sono ancora messaggi? No. Allora non mi resta niente. Non mi resta che ringraziare. Sono stato emozionato. Sono uomo anch'io. Non sono una macchina. Non sono una macchina. E se fossi una macchina, sarei un bel Ferrari. Alessia Chelucci! Grazie, buona serata, a presto, ciao, grazie Enrico in regia, grazie di cuore. Se volete rivedere questa puntata tra mezz'ora esatta sul canale 83, domani qui con me torna la bellezza, 2 occhi che bucano lo schermo e una voce pazzesca della ragazzina di Evelyn, quindi mi raccomando. E poi sarà una puntata ricca, mercoledì Zia Marta e giovedì Martina, venerdì Luciano, cioè, ma non prendete impegni perché dalle 20 alle 21 siete già uno. Non prendete impegni perché dalle 20 alle 21 siete miei ospiti. Grazie a tutti, ciao. Oltretutto ho fatto pure la rima, guarda che bello, dalle 20 alle 21 Aiutatemi. ne avete già uno. Aiutatemi. Perfetto. Ciao, buona serata.